Sabato 26 aprile, al Teatro Balzan di Badia Polesine, il Lions Club di Badia e di Legnago hanno organizzato una serata di beneficenza per coloro che non hanno nemmeno la sicurezza del cibo. Il Ricco e Pulone, il nome dice tutto, è un service che abbiamo pensato, ideato a fine dell'anno scorso. L'abbiamo messo in pratica quest'anno a gennaio facendo una convenzione in comune qui a Badia Polesine con la Casa del Sorriso di Badia Polesine. È una convenzione che prevede la corresponsione di 3 pasti giornalieri a persone indigenti per 3 anni. In pratica 3 pasti direbbero poco, ma per 3 anni diventano oltre 3.000 pasti, 3.300 pasti. Possiamo anche dire che, vista la solidarietà e generosità dei badiesi, questo progetto potrebbe addirittura ampliarsi e proseguire nel tempo. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Badia Polesine. Noi come amministrazione abbiamo la visione del territorio, per cui sappiamo quali sono le persone che hanno bisogno di questo servizio. Per adesso sono 3 persone che vanno all'interno della casa di riposo e beneficiano di questo progetto. Sono persone residenti nel comune di Badia Polesine. Con il progetto Ricco Pulone hanno allargato la base di finanziamento a soggetti del territorio, a qualche azienda del territorio. Posso aggiungere tra l'altro anche un'altra cosa, che altre aziende in questo periodo, soprattutto nell'ultimo anno, hanno devoluto all'amministrazione, nello specifico ai miei uffici, dei finanziamenti importanti. Lo spettacolo intitolato Ciao G ha reso omaggio a Giorgio Gaber ed è stato pensato e scritto da Stefano Santucci e Marco Bottoni, in scena con Carlo Alberto Ferrari. Questo spettacolo nasce da un'amicizia trentennale con Giorgio Gaber, che fortunatamente ho conosciuto e con il quale siamo rimasti in rapporto, in contatto per tanto tempo, e dal desiderio a 10 anni dalla sua morte di rendergli omaggio mettendo insieme uno spettacolo che sia un excursus della storia artistica, dell'evoluzione artistica di Giorgio Gaber dai tempi di Barbera e Champagne fino al teatro canzone che l'ha reso famoso. Spero che questo serva per ricordare Gaber a chi l'ha conosciuto e per muovere in chi non l'ha mai conosciuto una curiosità per conoscere meglio questo grande artista, questo uomo straordinario che ci ha lasciato delle cose veramente indimenticabili. Il numeroso pubblico ha apprezzato il fervore con cui gli artisti hanno saputo reinterpretare il noto cantautore scomparso nel 2003, ma ancora attuale e vivo nella scena musicale italiana.